Esordio vincente per la nazionale sarda che ieri a Nuoro, in una gara disputata nello stadio Froghieri, ha superato col punteggio di 7-1 la squadra dei Sistrangios, formata da giocatori stranieri che militano nelle squadre isolane. Un'iniziativa promossa dalla FINS, Federazione Sport Nazionale Sardu, presieduta da Gabriele Cossu, col patrocinio del Comune di Nuoro e il supporto organizzativo della Nuorese. Una sfida che, al di là degli aspetti sportivi, ha segnato l'inizio di un progetto culturale e identitario. Due formazioni sono entrate in campo accompagnate da bambini in costume tradizionale, mentre prima del fischio d'inizio è stato eseguito un arrangiamento per coro e launeddas dell'inno nazionale sardo, Procurare e Moderare. In avvio di gara, un minuto di silenzio ha onorato la memoria di Daniele Azzori, il tifoso rossoblù prematuramente scomparso durante la gara di Serie A Cagliari-Fiorentina, quindi spazio alla sfida che ha visto le due squadre dirette da Bernardo Mereu per quanto riguarda la nazionale sarda e Giorgio Su per gli stranieri. Uomini di sport che hanno avuto e mantengono un forte legame col calcio nuorese, avendo militato in verde e azzurro. La gara è stata equilibrata in avvio, poi i sardi hanno preso il sopravvento. In gol per gli isolani sono andati Bianchi, Molino, Virdis, autore di una tripletta, Spano e Gianni. Per gli stranieri Andruetto. Tanti calciatori di diverse categorie, anche professionistiche, che hanno voluto essere presenti a questa partita in qualche modo storica. Altri hanno dato la disponibilità personale ma sono stati fermati da impegni ufficiali o dal diniego della società. Comunque i dirigenti della federazione della nazionale sarda possono essere soddisfatti da questa prima uscita che ha visto i biancoverdi calcare il prato del Froghieri davanti a un pubblico che ha apprezzato lo sforzo di tutti e l'impegno degli organizzatori. Prossimo appuntamento per la nazionale sarda a Olbia il 2 giugno contro la nazionale corsa.